In occasione del rimpasto avvenuto qualche giorno fa al comune di Palma di Montechiaro da parte del sindaco Castellino, con l'apertura alle forze che fino allora erano di opposizione al loro ingresso in giunta, il sindaco nel corso del loro giuramento avvenuto nella sala consiliare ha anche voluto comunicare ai presenti, alla città, sottolineando le cose positive fatte dalla sua amministrazione, tra i punti più salenti anche la rivendicazione di aver ottenuto per la sua Palma finanziamenti per opere pubbliche in corso di realizzazione per circa 50 milioni di euro, non poca cosa considerando il momento di grave pandemia e di crisi e che significano per la città del Gattopardo innescare una ripresa economica delle attività nei vari campi. Ma ciò non è tutto. Tante e diverse sono ancora le opere in cantiere che fanno ben sperare per il futuro dei suoi concittadini. In realtà ad oggi abbiamo superato quota 50 milioni di euro di finanziamenti. A breve approfitterò della vostra gentilezza per una conferenza stampa nel quale illustreremo intervento per intervento, quelli già partiti, quelli in fieri, quelli in fase di aggiudicazione, in modo tale che anche la città possa avere concretamente l'idea di come quei finanziamenti che sono arrivati per delle opere specifiche, a che punto sono lo stato di avanzamento di ogni singola opera. Credo che comunque anche quello rappresenti un momento molto importante, perché 50 milioni di euro di finanziamento, e speriamo che non finisca qui, in 4 anni rappresentano anche quello un record non di poco conto. E di questo, mi permetta, ringraziamo la sinergia con la deputazione regionale, con il presidente della regione Nello Musumeci e con tutto il governo regionale, che non ha mai fatto mancare, ma non solo a Palma ma a tutti i comuni della regione, il proprio sostegno e il proprio aiuto. Sulla vicenda dell'acqua qual è la situazione attuale? Oggi Zambuto ha firmato i 10 milioni per l'AICA, però li dovete restituire spalmati in un certo tempo. Sull'acqua stiamo vivendo una crisi idrica come mai in 20 anni. Mancano all'appello 78 milioni di metri cubi, la crisi idrica attanaglia l'intera regione. La soluzione del prestito proposto da AICA non mi aggrada, l'ho già manifestato nelle sedi opportune e in diverse occasioni. Ritengo che bisognava mettere a garanzia di quei 10 milioni di euro la bollettazione e non sicuramente i bilanci, in questo caso i bilanci comunali, perché è chiaro ed evidente che sarebbe un indebitamento che i comuni dovranno fare. Anche lì bisognerebbe distinguere, mi attiverò e mi sto attivando anche per questo, insieme al collega di Grotta Alfonso Provvidenza, per fare una differenza sostanziale tra i 27 comuni che erano concedenti acque, che quindi hanno una necessità impellente di partire, e gli altri 8 gestiamo tuttora in maniera, non dico serena perché i turni sono lunghissimi, ma gestiamo il servizio idrico. Quindi da questo punto di vista è necessario un nuovo momento di approfondimento, tutelando i posti di lavoro delle persone e delle famiglie che lì vivono, ma basandoci su 2 step diversi. Il primo step è quello che riguarda essenzialmente i 27 comuni orfani di dirigenti acque. Gli altri 8 dovremmo fare un discorso diverso.